Buonasera, iniziamo l'intervista con Mattia Cocco del Y Sport Valdagno. Insomma, una partita che è cominciata un po' malino, 2 reti, il Tiene, dobbiamo dire, ha trovato queste 2 reti, forse vi ha messo in difficoltà, avete non assorbito il colpo bene. Sì, intanto buonasera a tutti. Sapevamo che qui a Tiene è sempre difficile giocare. Sì, abbiamo fatto una partenza non troppo buona, però questo diciamo che ci deve servire da lezione per le prossime partite. Siete una squadra anche molto giovane, quindi Siamo una squadra molto giovane, sì. servono per fare esperienza servono per proprio. crescere, assolutamente. Esattamente. Però non possiamo permetterci ancora questi errori. Cercheremo di lavorare in settimana per sistemare questi dettagli. Certo, tutto sommato la partenza del campionato non era male, non è andata male fino adesso, insomma anche la classifica è abbastanza buona. Sì, no. Penso che siate contenti, insomma anche il mister che l'ho sentito vociare questa sera. Sì, no, siamo partiti bene e infatti sono soddisfatto del lavoro di tutti, però ecco diciamo che nelle ultime partite ci manca un po' qualcosa che dobbiamo trovare all'interno a noi e cercare di sistemare al più presto per continuare a Allora, le potenzialità ci sono. Quel qualcosa che manca senz'altro lo troverete nel corso del campionato. Io vi faccio i migliori in bocca al lupo per le prossime partite e a risentirci a presto. Grazie, ciao a tutti voi.